Lo volete fare? Un hamburger saporito assai con la maionese fatta in casa? Pigliate carta e penna e venite a presa a me. In un mixer prezzemolo, sale, pepe e aglio e frulliamo. Adesso il mix che abbiamo fatto lo buttiamo nel macinato e iniziamo a mescolare. Dopo aver mescolato otterrete 3 hamburger così di questa grandezza. Adesso ci mettiamo una bella fettina di scamorza, ecco qua, e sono 3, una bella fetta per ogni hamburger di pancetta paesana, ecco qua, abbondante, vabbè, ce ne mettiamo un poco in più. Un figlio mio non mi fa pigliare mai color. Ecco qua, troppo saporito. Con un altro po' di carne che mi era rimasta di macinato ci faccio il coperchio sopra, ecco qua, e mica è venuto qua. Adesso un altro po' di pancetta sopra, così, e adesso in padella. Adesso passiamo alla maionese. 200 ml di olio, 20 ml di aceto, uno spruzzo di limone, un tuorlo d'uovo e io ho aggiunto anche un pizzico di sale. Adesso frulliamo tutto insieme. Ecco qua, la maionese è pronta. È venuta una crema. Assaggiamo. Assaggiamo. Bontà. Questa maionese pure, mamma mia, squisita. E mo' buon appetito a tutti quanti.